Infrasettimanale di Coppa Italia per il Santa Venerina. I rosso-giallo-blu ospitano il Belpasso, seconda in campionato nell'andata degli ottavi di finale. Una partita da affrontare con grande attenzione, vista anche la vittoria rocambolesca conquistata nell'unico precedente della stagione. Nel 4-3 odierno di Mister Calvaruso pesa l'assenza per squalifica a centrocampo di Daniele Scapellato. Al suo posto gioca Pisasale accanto a Basile e Fabrizio Scapellato. Confermata la difesa vista domenica contro il Riviera, con la sola eccezione di Calì al posto di Gulli. In attacco, con Sinatra e De Leonardis e c'è Mongelli, la prima titolarità stagionale. Solo panchina invece per Carbonaro. Tanta lotta a centrocampo nelle prime batture del match. Costantino viene fermato da Zanella, poi Basile, la lascia e Pisasale. Pisasale verticalizza a sinistra per Sinatra, posizione regolare. Sinatra guarda in mezzo, verso De Leonardis. Troppo lungo il suggerimento per il numero 9. Zanella accelera a sinistra, prende campo il numero 3, poi scambio con Sinatra, che lo riserve sulla corsa. Ancora Zanella, lo scarico su Mongelli. Mongelli, il traversone sul secondo palo è lungo, lo raccoglie Fabrizio Scapellato. Il controllo del numero 8, Scapellato, il controcross per De Leonardis di testa, di poco a lato. Attaccano ancora i padroni di casa, rimessa di Lopez per Pisasale. In mezzo ai due avversari, ancora Lopez. Il cross di prima intenzione verso Mongelli che cade in aria. Contrasto con Viaggio e fallo dell'attaccante per il direttore di gara. Proteste in casa Santa Venerina per questo contatto Mongelli-Viaggio. Sembrava aver preso posizione il numero 99. 31esimo, corner di Basile. In mezzo per Pisasale che stacca tutto solo ma colpisce male. Zanella continua ad imperversare sull'automancino. Qui grande palla per Sinatra che entra in aria. Sinatra punta Mascali. Sinatra alla piazza. Grande risposta di Paterniti. Calì mette in movimento sulla destra Fabrizio Scapellato. Scapellato alza la testa, prova il cambio di gioco nella zona di De Leonardis. Spizzica il pallone Mascali, ancora De Leonardis che recupera. Prova ad accentrarsi. De Leonardis una finta, calcia dal limite. In due tempi Paterniti. È sempre il Santa Venerina a fare la partita. Pisasale punta Sapere, lo salta, lo lascia sul posto e accelera. Pisasale, scambio con Mongelli, troppo corto l'1-2. Interviene Strano, poi un rimpallo, favorisce ancora Pisasale che entra in aria ma spreca tutto. Pisasale fa salire Lopez sulla destra. Lopez si prende tutta la fascia, attacca Sapere, ancora Lopez. La sterzata, uno sguardo al centro, il cross sul secondo palo per Mongelli, troppo alto di un soffio. Finale del primo tempo, Basile mette in movimento Scapellato che lancia nella zona di Mongelli, la sponda per Lopez. Lopez sul dischetto del rigore, fermato, non c'è fallo per l'arbitro, si prosegue. Mongelli per Sinatra, prova a girarsi, Sinatra e Mancino, fuori di poco. Proteste vibranti di Lopez e del Santa Venerina, volevano il calcio di rigore per questo contatto tra Strano e Lopez. Anche qui l'arbitro ha lasciato proseguire. Il Belpasso comincia meglio la ripresa. Mascali riceve da Tomarchio, poi va al lancio nella zona di Marino. La torre per Costantino. Costantino alza un campanile. La palla è preda di Maniscalco che la perde. Arriva Marino ma c'è fallo di Marino ai danni di Maniscalco. Anche qui proteste del Belpasso e forse anche posizione comunque di fuorigioco di Marino al momento del tocco di Costantino. Cambio riferimento offensivo Mister Calvaruso. Fuori Mongelli, dentro Carbonaro. Minuto 56, Sant'Onofito prolunga per Marino. Duello in velocità con Lopez, 1 contro 1 di Marino che entra in aria, contrasto con Lopez e calcio di rigore per il Belpasso. Contatto leggero Lopez-Marino, meritevole del dischetto. Dagli 11 metri va Marino che spiazza Maniscalco e porta in vantaggio il Belpasso che vola sull'1-0. Reazione immediata dei padroni di casa. Sinatra spinge a sinistra, guarda al centro, cross sul secondo palo per De Leonardis di testa, contrasto con Paterniti, poi allontana Mascali. Calì prolunga per Zanella, lo trova completamente libero sulla tre quarti, può spingere Zanella, allarga a sinistra per Sinatra. Sinatra va all'1 contro 1, una finta. Sinatra calcia in porta, testa di Mascali, poi rimpallo sfavorevole a De Leonardis. Prosegue la caccia al pareggio, Scapellato resiste una carica, poi cerca De Leonardis, prova a girarsi il numero 9, De Leonardis riapre per Pisasale. Pisasale accelera, lascia sul posto Strano. Il traversone per lo stacco di Carbonaro, alto sopra la traversa. Secondo cambio per Mister Calvaruso, fuori Pisasale, dentro Vittorio. Calcio d'angolo di Sinatra. Cerca la battuta sul secondo palo, verso Calì, tutto solo di testa. Controlla Tomarchio, la palla esce. Scocca il 90esimo, Basile batte rapidamente un piazzato per Scapellato. In verticale per Sinatra. Sinatra in diagonale! Salvo Sinatra! All'ultimo respiro, il Santa Venerina agguanta il pareggio. 14 stagionali per il numero 10, seconda in Coppa Italia, 1-1. Adesso caccia a colpaccio nel recupero, rimessa di Lopez. Lunga all'interno dell'area, tacco di De Leonardis, la palla passa, spampinato il tiro cross, non ci può arrivare Carbonaro.
Una rete nel finale di Sinatra permette al Santa Venerina di evitare quella che sarebbe stata una sconfitta immeritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Ancora una volta la squadra di Calvaruso ha dimostrato di non mollare mai e di non abbattersi nelle difficoltà, tenendo apertissimo il discorso qualificazione ai quarti di finale, che si deciderà dunque nel match di ritorno del 21 gennaio. Adesso testa subito al campionato per i rosso-giallo-blu, che saranno attesi da una trasferta difficile sul campo del Valdinisi, quinta in classifica, e che fin qui ha perso solo una partita tra le mura amiche.